Seconda corsa, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 25.000 euro nella carriera. Forse la prova più equilibrata dell'intero programma di oggi. 7 al via, 1 Clivia di Poggio, 2 Chelsea dei Greppi, 3 Cardenas Baba, 4 Chimera Gal, 5 Chloé degli Dei, 6 Clanrio, 7 Clearwater Run. L'autostart inizia ad accelerare quando entra sulla dirittura. Clivia di Poggio e Chelsea di Greppi cercano di prenderla più lanciata possibile. Sbaglia Cardenas Baba ed è Chelsea dei Greppi ad andare al comando. Chimera Gal al centro dello schieramento, numero contiene 3 Chloé Cardenas degli Baba Dei. squalificato. Prova ad andare su Chelsea dei Greppi, la quale mantiene l'iniziativa di imboccare la prima curva. Chelsea dei Greppi in vantaggio, Chimera Gal che insiste all'esterno mentre Chloé degli Dei parcheggia allo steccato e serra sotto. I primi 200 se ne vanno in 14 e alla fine Roberto Vecchione riprende in mano, lascia sfilare Chimera Gal. Chimera in vantaggio, seconda posizione Chelsea dei Greppi, in terza Chloé degli Dei, quando il primo quarto se ne va in 28,7. In vantaggio Chimera Gal, in seconda posizione sempre Chelsea dei Greppi, poi Chloé degli Dei, Clivia di Poggio, Clanrio e Clearwater Run. Non cambia nulla dopo i 600 passati in 43,5. Chimera Gal sempre in vantaggio a buon ritmo. Ovviamente nessuno muove all'esterno, vista la camminata importante imposta dalla leader che passa in 58 il mezzo miglio iniziale. Chimera Gal in evidenza, 3 salchi meglio di Chelsea dei Greppi che la segue a distanza in seconda posizione, il chilometro in 1:12,7 per Chimera Gal e Antonio Velotti che continuano a gran ritmo in avanti. Muove dalla quarta posizione Clivia di Poggio che va a lato di Chloé degli Dei, cerca di portarsi su Chelsea dei Greppi, la quale nel frattempo sta ricucendo il gap con Chimera Gal che ha fatto 14,4 la dritta opposta alle tribune e prosegue in vantaggio. Chelsea dei Greppi ora nella sua scia, poi Clivia di Poggio che sbaglia all'esterno, Chloé degli Dei in terza posizione, la piegata passata in 14,8 con Chimera Gal in evidenza, prova ad andare di dentro Chelsea dei Greppi che attacca Chimera che si difende da Chelsea dei Greppi, Chimera Gal e Chelsea dei Greppi e Chimera Gal sul palo, strettissima, è strettissima sul palo, da rivedere assolutamente. 29,4 l'arrivo, 1,56,8 sul mio cronometro, media intorno all'1,12,5, da rivedere, sembrava poter passare Chelsea dei Greppi, ha dato un altro guizzo Chimera Gal e sul palo è micidiale la fotografia. Forse Chimera Gal, ma è veramente micidiale, bisogna andare necessariamente dal giudice d'arrivo. Al terzo posto è Chloé degli Dei. Fotografia per l'ordine d'arrivo, vediamo se con un altro rallenti riusciamo a esservi un po' più d'aiuto, con Chimera Gal che potrebbe aver salvato qualcosina da Chelsea di Greppi, ma ovviamente bisogna andare dal giudice d'arrivo.